Alberghi iesolani pieni, un boom di presenze che compensa qualche disdetta arrivata da parte di turisti tedeschi conseguenza della decisione della Germania di imporre il test a chi di rientro non è vaccinato. Corsa al Green Pass che si fa sentire nei Covid point del litorale, presi d'assalto nei giorni scorsi. Certamente ha creato qualche complicazione e le richieste di spiegazioni in tal senso sono molte quotidianamente. Il centro tamponi che abbiamo realizzato ne è una dimostrazione, sta lavorando a pieno regime perché chiaramente la richiesta di tamponi al rientro per la Germania è un passaggio importante per un mercato per noi fondamentale. Devo dire che le cancellazioni ci sono anche state ma non così significative da vedere abbassare appunto quelle percentuali per cui qualche cancellazione è stata ampiamente compensata dalla grande richiesta che c'è stata sulla località. Per la settimana di Ferragosto si registra comunque il tutto esaurito. Stiamo avendo dei numeri molto importanti, figli di un luglio già con percentuali superiori all'80% di occupazione media e un agosto che si sta rivelando con numeri direi ante-Covid, con una percentuale di occupazione media che credo supererà il 90%, con direi tutto esaurito per le 2 settimane centrali. Un 2020 chiuso in sofferenza per la categoria, ma un 2021 che sta andando oltre le aspettative. Si sta rivelando un anno, una stagione quasi ai livelli, ripeto, ante-Covid. Ci aspettavamo un calo sicuramente inferiore rispetto a quello avvenuto l'anno scorso, che è stato attorno al 35%, quest'anno auspicavamo in un meno 15 mediamente. Devo dire che per qualcuno sarà ancora così, soprattutto perché aveva una stagionalità molto lunga, perché aveva la stagionalità un po' più compressa nei periodi centrali. Devo dire che probabilmente non risentirà neanche di un calo.